L'onorevole La Via oggi ha ritenuto di partecipare a questo incontro su politiche del lavoro e riforme del sistema della regione, appunto una regione che non ha saputo cogliere al meglio le opportunità dei fondi strutturali e la sua centralità nel Mediterraneo. Ecco, leggo questo nel comunicato stampa. Lei ha ritenuto di essere qui, come mai? Beh, in primo luogo perché alla famiglia Iacolino mi lega un antico rapporto, ma dall'altro lato perché il tema è un tema importante. Le risorse europee devono essere volano per lo sviluppo e in Sicilia non sempre le abbiamo utilizzate in tale direzione. Molto spesso le risorse europee sono state impiegate in sostituzione della spesa corrente, generando altri fabbisogni di spesa, quindi non abbiamo imbloccato ancora la strada giusta dove le risorse europee possono essere realmente un percorso di crescita. Altri paesi in Europa, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Romania, molti paesi dell'Europa dell'Est hanno di fatto utilizzato le risorse europee per come vanno utilizzate, per fare le infrastrutture e per creare le condizioni perché le imprese poi possano crescere. Solo se le imprese crescono ci sarà occupazione, non possiamo pensare di fare occupazione con le risorse europee nelle amministrazioni pubbliche. Parliamo della politica, si fa tanto il suo nome di una probabile candidatura alla presidenza della regione siciliana. Cosa c'è di vero, se ce lo può lei smentire o ci potrà essere questa possibilità? Beh, io sono uno rispettoso dei partiti, vedo nel panorama siciliano in questo momento tante persone come soggetti singoli che propongono loro stessi. Io non mi propongo, io dico aspettiamo prima che i partiti definiscano quello che è il quadro della coalizione, poi i partiti e le coalizioni troveranno i migliori candidati da proporre per attuare un programma. Sino adesso non abbiamo parlato di programmi, non abbiamo parlato di contenuti, aspettiamo le coalizioni, dopodiché speriamo in tempi brevi, anche perché non si può dare troppo vantaggio ai 5 Stelle che sembrano già essere partiti. Quale coalizione si potrà vincere in Sicilia? Beh, questo lo faranno i partiti e definiranno i partiti. Io faccio parte di una forza politica che è centrista e che quindi ovviamente discute col centrodestra in questo momento in modo privilegiato, ma discute anche col centrosinistra.